E oggi è anche la giornata mondiale contro la malaria, una giornata di impegno per una malattia infettiva provocata dal Plasmodium, che è un parassita delle zanzare, ed è una malattia che colpisce centinaia di milioni di persone al mondo, soprattutto in Africa, dove è tra le prime cause di povertà. Il 70% delle vittime, pensate, sono bambini con meno di 5 anni. C'è anche la speranza di un vaccino che sembra funzionare, anche se il Covid da 2 anni a questa parte ha rubato decisamente la scena. Claudia Pregno. Tutto si è fermato con la pandemia, le diagnosi, le cure, i trasporti dei presidi, un'interruzione che ha provocato un considerevole aumento di casi di malaria e dei decessi in tutto il mondo. Nel 2020 si sono ammalate 240 milioni di persone, 14 milioni in più rispetto al 2019, 627.000 i morti, 69.000 in più. In Africa i 2/3 di tutti i decessi sono bambini sotto i 5 anni. Nel rapporto dell'OMS si sottolinea anche che i paesi con incidenza di malaria più bassa la stanno eliminando, come il Salvador e Cina, ma nella maggior parte dei paesi ad alta endemicità, soprattutto nell'Africa subsahariana, la situazione peggiora. I dati evidenziano come siano stati bloccati tutti gli sforzi che avevano ridotto del 27% i casi e della metà i decessi tra il 2000 e il 2020. Per raggiungere l'obiettivo OMS, che spera in una riduzione del 90% dei casi e dei decessi entro il 2030, sono necessarie tutte le strategie, dalle nuove zanzariere ai repellenti agli antimalarici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che c'è anche bisogno di ricominciare con la somministrazione del vaccino. Il Mosquirix, arrivato dopo 40 anni di ricerca, ha dato ai bambini in 4 dosi a partire dai 5 mesi. In uno studio su 120.000 bimbi di 7 paesi africani, il nuovo vaccino si è dimostrato efficace nel 30% dei casi. E non basta soltanto che sia rossa e brulla, ci vuole altro per trovare sulla Terra una zona simile a Marte. Gli esperimenti per vedere come se la cavano lì gli umani sono tanti, anche italiani, in collaborazione con la nostra agenzia spaziale. I dati di ogni soggetto vengono raccolti da una tuta speciale nata in aziende tessili nostrane e capofila Bergamo, dalla TGR